Va ora in onda il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Benvenuti al TG di Radio Libertà in collaborazione con ilsussidiario.tv. È giovedì 23 aprile 2026. Oggi in primo piano l'Italia sfida Bruxelles sui conti e sugli aiuti all'economia, con Salvini e Giorgetti che alzano la voce contro i vincoli europei. Rischio blocco per trasporti e cantieri a causa del caro carburanti. Sul fronte internazionale, Trump prolunga la tregua con l'Iran ma detta le condizioni. Pressione massima su Teheran. La crisi nello stretto di Hormuz scuote energia e commercio globale, con effetti diretti sulle tasche dell'italiano. A Cipro i leader UE si riuniscono sull'energia, ma l'Europa resta divisa. E infine, allarme farmaci. La dipendenza da Cina e India mette a rischio le forniture. Restate con noi, il giornale inizia adesso. Salvini e Giorgetti contro Bruxelles. Patto di stabilità, l'Italia è pronta a fare da sola. Scontro aperto tra Italia e Unione Europea sui vincoli di bilancio e sugli aiuti all'economia. Il ministro Matteo Salvini attacca Bruxelles. L'Europa, dice, impedisce di sostenere imprese, trasporti e famiglie, nonostante le risorse ci siano. Il rischio, avverte, è concreto. Blocco dell'autotrasporto e cantieri fermi. A rafforzare la linea interviene anche il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Serve realismo, perché il mondo è cambiato e non si può governare con parametri rigidi mentre guerra e crisi energetica colpiscono l'economia. Non è uno scontro ideologico, ma una necessità concreta. Da una parte l'Italia reale che lavora, dall'altra una burocrazia europea che continua a frenare. E il messaggio del governo è chiaro. Se serve, l'Italia è pronta ad andare da sola. Carburanti, rischio blocco trasporti. Salvini. Se si fermano i tir, si ferma il paese. Il caro carburanti torna a colpire l'economia reale e mette sotto pressione trasporti e cantieri. L'allarme arriva ancora da Matteo Salvini. Se si fermano i tir, si ferma il paese. Il costo del bitume sale, i lavori pubblici rischiano rallentamenti, mentre imprese e lavoratori fanno i conti con prezzi sempre più alti. E tutto questo è l'effetto diretto della crisi nello stretto di Hormuz. Il nodo politico resta lo stesso. L'Unione Europea limita gli interventi nazionali e blocca gli aiuti immediati. Il risultato è sotto gli occhi di tutti. Mentre Bruxelles discute, l'Italia rischia di fermarsi. Trump, tregua, ma ecco le regole. Casa Bianca, cessate il fuoco sì, ma alle condizioni americane. Sul fronte internazionale, Donald Trump conferma la sua linea. Tregua sì, ma alle condizioni americane. La Casa Bianca ha esteso il cessate il fuoco con l'Iran, mantenendo però alta la pressione su Teheran. Il blocco navale resta lo strumento negoziale centrale, mentre Washington chiede una proposta chiara e unitaria da parte del regime iraniano. Intanto da Teheran arrivano attacchi mediatici e propaganda, segnale evidente di difficoltà. Il quadro è netto. Trump non rincorre gli eventi, li guida. E mentre gli Stati Uniti dettano il ritmo, l'Europa resta ancora una volta sullo sfondo, spettatrice. Hormuz blocca il mondo. Navi sequestrate, energia a rischio. Il conto lo paga anche l'Italia. La crisi nello stretto di Hormuz entra sempre più nel vivo e pesa sull'economia globale. Navi sequestrate, rotte instabili, tensione crescente. Il traffico energetico mondiale è sotto pressione. Ma non è solo geopolitica. Gli effetti sono concreti. Aumentano i costi dell'energia, si complicano i trasporti, salgono i prezzi. E l'impatto arriva direttamente anche in Italia su famiglie e imprese. È il punto chiave di questa crisi. Quello che succede lì lo paghiamo qui. E mentre il conflitto resta aperto, il rischio è che le conseguenze economiche si allarghino ancora. Von der Leyen non unisce sull'energia. Vertice a Cipro. Nessuna intesa, solo rinvii. I leader europei si riuniscono a Cipro per affrontare la crisi energetica e le tensioni internazionali, ma l'Unione appare ancora una volta divisa. Sul tavolo aiuti, strategie e sicurezza delle forniture, ma manca una linea chiara e condivisa.
I Paesi membri restano distanti sulle soluzioni, mentre l'emergenza cresce. Da una parte un'Italia che spinge per interventi concreti, dall'altra un'Europa lenta e incerta. Nessuna polemica ideologica, ma un dato politico evidente. L'Europa arriva sempre dopo. Cina e India controllano i nostri farmaci. Possibili carenze in Italia nei prossimi mesi. Non solo energia. La crisi internazionale mette a rischio anche le filiere farmaceutiche. L'Italia, come gran parte dell'Europa, dipende da Cina e India per principi attivi e produzione. Se le rotte commerciali si complicano, il rischio è concreto. Interruzioni nelle forniture e possibili carenze nei prossimi mesi. Un problema che parte da lontano e che oggi esplode con tutta la sua evidenza. È il lato meno visibile della globalizzazione, dipendenze costruite negli anni e mai corrette. Non è solo economia, è sicurezza nazionale. Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv presenta gli approfondimenti di oggi. Campiglio. L'Italia non fallisce, Bruxelles sì. Deficit al 3,1%, un percorso serio che l'Europa continua a ignorare. Non è l'Italia ad aver fallito, è Bruxelles che giudica un paese industriale nel pieno di una crisi geopolitica ed energetica con il metro corto dei decimali. Il deficit italiano si è fermato al 3,1% nel 2025 e questo basta all'Unione per tenere Roma nella procedura per deficit eccessivo. Ma la sostanza dice altro. Nel 2022 il rapporto deficit-PIL era oltre l'8%, poi è sceso al 7,1% nel 2023, al 3,4% nel 2024 e ora al 3,1%. Altro che disordine, è un percorso di rientro netto, faticoso, serio. Nel suo intervento sul sussidiario, l'economista Luigi Campiglio ricorda che l'Italia non è un paese fiscalmente indisciplinato e che il mancato 3% è sfuggito di pochissimo, mentre il lavoro sui conti pubblici testimonia la serietà del paese. È il punto che Giorgetti traduce con realismo. Guerra, energia, materie prime, crescita più debole. La politica non può essere ridotta a un foglio Excel. Campiglio avverte che Bruxelles dovrebbe riconoscere quanto fatto dall'Italia e tener conto della situazione dell'intera Unione. La serietà non è obbedire ai dogmi, è difendere il paese reale. Europa, aiuti? Qualche soldo, ma il green resta. Arrivano fondi, ma restano i dogmi. Per l'Italia non basta, la svolta annunciata da Bruxelles in realtà non c'è. Nel piano della crisi energetica da Hormuz, la Commissione promette aiuti e flessibilità, ma sul cuore del problema si ferma. Il meccanismo ETS non si tocca. La transizione green resta intoccabile. L'ideologia viene prima dell'economia reale. Nel suo approfondimento sul sussidiario, Patrizia Feletig mette in chiaro che a 7 settimane dalla crisi la risposta comunitaria ruota ancora attorno all'elettrificazione spinta, mentre i commissari ribadiscono che l'ETS non va ammorbidito. Eppure l'Italia guida il fronte dei paesi che chiedono di sospendere il prezzo del carbonio. Il costo dell'energia sta già colpendo gasolio, carburanti, imprese e famiglie. Bruxelles promette di coprire fino al 70% delle bollette per alcuni settori e il 50% dei costi aggiuntivi del carburante, ma non rimuove i vincoli che hanno reso il sistema più fragile. Il problema non è negare la transizione, è imporla con tempi incompatibili con l'emergenza. Feletig osserva che non tutti i paesi possono passare rapidamente all'elettricità e che servono tempo e denaro, che molti non hanno. La linea italiana resta la più pragmatica. Misure immediate, non piani teorici. E anche per oggi è tutto. Appuntamento a domani, alla stessa ora, con il TG di Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv. Grazie di averci seguito e buon proseguimento di giornata. Avete ascoltato il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione